Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì del gruppo TV7. Vi ricordo che siamo in onda anche sulla pagina Facebook, quindi potete scrivere e fare delle domande all'ospite di questa sera, che è un ospite molto importante ed è un piacere averlo nella mia trasmissione, il governatore del Veneto, Luca Zaia. Buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'invito. È sempre un piacere, è impegnatissimo, è sempre... Abbastanza. Abbastanza, per fare il governatore prima di andare nelle tematiche della serata è davvero, io gliela faccio tutte le volte, questa domanda lei tutte le volte lo vedo in televisione, lo vedo nelle varie città, nei vari... Ma sai, è un'attività come le altre, di certo c'è chi fatica molto più di me, penso a molti lavoratori, poi ognuno ha i suoi, come si può dire, le sue gioie, i suoi dolori, le sue magagne nell'attività quotidiana che fa, per cui non mi piango addosso, però insomma è un'attività impegnativa. Se non altro per le distanze poi. Ah beh, immagino, perché lei poi è sempre... L'evento è grande, È vero, è grande, sì, poi ha quasi 5 milioni di abitanti, quindi non sono mica pochi. Allora parleremo di referendum, parleremo del nuovo ospedale di Padova, dei FAS, parleremo della nuova legge elettorale, insomma tante belle cose con il... Volentieri. Come? Volentieri. Con il nostro governatore Luca Zaia. Allora iniziamo dal referendum, ormai fra pochi giorni, magari giovedì, venerdì, sabato, domenica, 4 giorni, quindi ci sarà questo referendum voluto incessantemente dal governatore Luca Zaia e atteso anche da molti cittadini del Veneto. Com'è la sensazione a 4 giorni dal voto, governatore? Ma guardi, intanto questo è un referendum dei Veneti, non è il mio referendum, non è il referendum della politica. Posso solo ricordare che la politica veneta di fatto si è schierata tutta a favore del referendum. Si sono schierati i partiti come la Lega, Forza Italia, il PD, i 5 Stelle, Fratelli d'Italia e così via. Questo per dire che comunque c'è una sintonia, ma del resto mi rifiuto di pensare che qualcuno possa andare a votare domenica o non votare pensando di farlo perché ha un'idea politica oppure non un'altra. Cioè uno prima di tutto deve essere veneto quel giorno, no? E quindi questo referendum dei veneti e dei nuovi veneti, abbiamo tanti cittadini che si sono stabiliti qui, chi da fuori regione, chi da fuori Stato, chi viene da molto distante, che hanno un progetto di vita qui, penso ad esempio agli immigrati. Noi abbiamo 517.000 immigrati in Veneto che hanno persone per bene, che si sono integrate, che hanno un progetto di vita qui, che molti dei quali ormai sono cittadini italiani e ovviamente andranno a votare e esprimeranno anche loro la loro convinzione se la regione che li ospita, o meglio la loro regione che di fatto lo è diventata, è una regione dove magari i loro figli sono nati, è una regione che merita di diventare autonoma oppure no. Il referendum, spieghiamolo subito, non è che il giorno dopo ci dà l'autonomia, ma il percorso del referendum è la condizione per andare a trattare. Certo, poi ne parliamo. Allora andiamo a vedere il servizio di Elisabetta Corazza, poi vedremo quanto, in che tempi e in che modi si potrà andare a trattare. Vediamo il servizio. Il 22 ottobre i cittadini di Veneto e Lombardia sono chiamati alle urne per esprimersi su quello che di fatto è il primo referendum consultivo a base regionale della storia della Repubblica. Il referendum sull'autonomia vede un totale squilibrio delle forze politiche, essendo la maggior parte schierate per il sì, visto che la posta in palio va ben al di là della vittoria di un singolo partito, ma porta in sé una scossa per le 2 regioni, destinata ad investire l'intero paese. Per capire di cosa si tratta è bene ricordare il quesito referendario, cui i veneti dovranno rispondere sì o no. Vuoi che alla regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? Essendo un referendum consultivo, vincesse il sì, il governatore del Veneto, così come quello della Lombardia, potrà portare proposte di autonomia fiscale o legislativa al governo di Roma. In gioco quindi una sorta di mandato popolare per portare nuove regole nei rapporti con lo Stato. Non dovesse essere raggiunto il quorum, nulla cambierà. Urne aperte dunque il 22 ottobre dalle ore 7 alle 23. Si vota presentandosi con un documento di riconoscimento valido al seggio indicato nella tessera elettorale, che però non sarà timbrata. Ad esserlo sarà invece una pergamena realizzata ad hoc, consegnata al momento del voto. Rieccoci, tutto Tanto giusto? complimenti per il servizio. Grazie. Puntuale e preciso, che non è facile. Non è facile. Senta, poi facciamo le ipotesi A e le ipotesi B. L'ipotesi A,
il popolo veneto e lombardo, lei giustamente prima diceva Lombardia e Veneto, noi ci vedono che in Lombardia, in Emilia Romagna, Certo. in tutto il Trentino, in Friuli Venezia Giulia, dove tra l'altro lì le regioni sono già autonome. E succede che il popolo veneto va in massa, facciamo una cosa eccezionale. Vanno, non dico 5 milioni, ma ne vanno 3 a votare e di questi 3 l'80% dice vogliamo l'autonomia. Questi 3 milioni che sono andati a votare, sto facendo dei numeri a casaccio ovviamente governatore, e dopo non otterranno quello che vorrebbero ottenere, cosa gli risponde il governatore? No, guardi, allora le cose devono essere sempre messe in chiaro. Intanto noi non ci inventiamo un percorso, ma il percorso sia del referendum che della trattativa successiva è sancito dalla legge. Non è che uno va lì, fa gli effetti speciali, va col clown o va col premio Nobel a trattare. C'è una delegazione trattante, bisogna portare, anzi lo potrei anche dire, il giorno dopo, se i numeri ci sono, il sottoscritto porta un progetto di trattativa che può diventare base dell'accordo, lo porta in giunta, dalla giunta regionale va al consiglio regionale, ovviamente stiamo parlando di giorni, non di mesi, va in consiglio regionale, il consiglio dovrà approvare e darmi mandato alla trattativa. Ovviamente il consiglio prima di approvare sentirà le parti sociali, sentirà il mondo delle imprese, il mondo di un po' gli stakeholders, come si dice, ovviamente le amministrazioni, i comuni, le province, e chiude un pacchetto. A quel punto mi viene dato un mandato, io vado a Roma, e incontro ovviamente il governo e dico guardate io ho questo mandato, queste sono le competenze, annuncio già che saranno tutte quelle previste dalla Costituzione e lì si aprirà un tavolo, ci sarà una delegazione trattante fino al punto nel quale si firma l'intesa, cioè si dice bene, a noi veneti, secondo il mandato che io ho, va bene di firmare l'intesa. Se si firma l'intesa, il governo deve mandare in Parlamento l'intesa, che diventerà legge, e la legge dovrà essere approvata con la maggioranza assoluta del Parlamento, nelle 2 Camere. Qualora sarà approvata, capiterà che tutte le competenze che sono scritte in quell'accordo passano dal governo, dallo Stato, alla Regione direttamente. Quali sono? Sono 23 competenze, alcune molto importanti, si va dai porti, gli aeroporti, al controllo sul sistema delle casse rurali, sulle banche del territorio, alla formazione, all'istruzione, insomma ce n'è per tutti i gusti, ai rapporti con l'Europa, cioè andare a trattare autonomamente i fondi comunitari per il Però Veneto. il percorso sui 23 punti credo che nessun cittadino veneto voti no, anzi sono tutti d'accordo nel votare sì. L'unico dubbio che hanno i cittadini è dicono ok, come le dicevo, però il passaggio che lei ha spiegato Presidente o Governatore è un passaggio impegnativo perché da Roma al Parlamento, al Senato, prima che venga approvato. Guardi, scusi, non per arrabbiarmi, non è colpa mia se 20 anni fa non l'hanno fatto. Io lo faccio perché lo faccio adesso? Non perché abbiamo dormito, perché abbiamo vinto una causa, perché il governo ha fatto di tutto per impedirci di farlo, e la Corte Costituzionale ci ha dato una sentenza che dice i veneti possono e debbono fare il referendum e queste sono le basi per farlo. Cioè non è che qui si possa decidere da che parte andare. Quindi si fa oggi perché oggi si può fare, non lo si poteva fare 2 anni fa, 3 anni fa o così via. No, certo, l'unico passaggio, sono ripetitivo, è che poi il popolo usufruisca di questo voto in maniera rapida, in maniera, non perché nella politica ci sono dei tempi e la burocrazia. La rapidità dipenderà dalla disponibilità del governo di turno, perché non so se sarà questo governo a chiudere l'intesa o quello che arriverà, di firmare l'intesa. Per questo io dico che è fondamentale che i veneti vadano a votare, perché la mole di presenza alle urne è come avere una piazza piena. Guardi, in Catalogna, che non c'entra niente con il nostro referendum, la questione è tenuta in piedi, il dibattito con Madrid sta in piedi perché la piazza è piena di cittadini. Se la piazza non avesse quei milioni di cittadini, Madrid avrebbe già chiuso la partita. Sono 2 cose diverse. Sono 2 robe diverse, ma da noi la questione sta in piedi se le urne sono piene. Perché se abbiamo affluenza bassa, a parte il fatto che se 1 su 2 non va a votare non c'è neanche il quorum, cioè non si supera il quorum per cui il referendum non ha efficacia giuridica, anche se consultivo.
Invece se abbiamo una bella affluenza alle urne diventa forza per il governatore andare a trattare. No, credo sicuramente sia una cosa. La campagna poi, chiamiamola elettorale, per questo referendum è stata importante da parte di tutti. Ma una campagna informativa più che elettorale. Sì, informativa, no? l'ho chiamata elettorale perché si usa dire così, però tutti vi siete dati da fare, mi sembra che ci sia anche il popolo, la popolazione veneta sia abbastanza convinta e poi andrà a votare o no lo verificheremo fra 4 giorni, però mi sembra che sia convinta sulle proposte che ha fatto il governatore. Ma guardi, io ho visto che le serate dove mi hanno invitato per parlare di referendum, in maniera rispettosa delle idee di politica di tutti, sono sempre state affollatissime, sempre sopra il migliaio di persone. Ne cito una per tutte: alle 6 di sera dal Bignasego una settimana fa avevamo più di 1000 persone, alle 6 del pomeriggio, non alle 8 e mezza di sera, cioè docciati, mangiati, come si dice. È vero, è rilassati. E rilassati. Alle 6 del pomeriggio vuol dire che molti di quelli erano i lavoratori che uscivano dai processi produttivi e si sono fermati a sentir parlare per un'ora, perché di solito questi incontri durano poco, un'oretta, e si parla veramente di cosa è il referendum. Ci ha messo anima e corpo per questo referendum, governatore. Vado di là un po' un attimino, perché ha messo un impegno incredibile per quello che vuole fare per il Veneto. Ci credo perché amo la mia terra e penso che, al di là che ci siano tanti fenomeni, anche tanti lazzaroni in giro che sputtanano questo referendum, però io non ci vedo altre vie di uscita per questo Veneto. Cioè, l'unica via di uscita legale, rispettosa della legge, pacifica e veneta è quella di andare a trattare e portare a casa autonomia. Se no, questo Veneto, se resta così, potrà tirare avanti sta agonia per qualche anno, qualche lustro, ma alla fine andiamo allo schianto. Perché questa è la verità. Basta guardare i conti pubblici miei, dei comuni, delle province. Da quanto tempo è che non troviamo un cantiere che asfalta strade mentre giriamo per le strade? Lei da quanto tempo non trova un cantiere che asfalta? Da anni, glielo dico io. Dico di più, stavo dicendo di più. Una volta, quante volte lo si trovava? C'erano sempre interruzioni, si ricorda? Vero. Ma se io le dico i budget, da dove sono passati a dove sono arrivati, le dice ma non è possibile. Cioè oggi abbiamo problemi, notate la discussione, oggi si discute della sicurezza sismica delle scuole, si dice sono quasi tutte fuori norma, le scuole non competono neanche a noi come ragione peraltro. Si parla della sicurezza degli edifici pubblici, si parla della sicurezza dei ponti che crollano. Ma perché si parla di queste robe? Perché vuol dire che non c'è più possibilità di intervenire per farla questa sicurezza. E io posso accettare da governatore che qualcuno fra qualche anno, quando non farò più, non avrò più questo incarico, mi dirà ma tu c'eri e cosa hai fatto per il Veneto? Io dirò guarda, io ho messo i veneti nelle condizioni di fare un referendum che è storico, lo dice bene la vostra giornalista, è la prima volta nella storia della Repubblica che si fa. Cioè i veneti che decidono di andare a votare non hanno alibi, No, è tutto vero. Se sto pensando a quello che sta dicendo il governatore Mena, che è della rabbia da cittadino italiano, perché nel vedere che tante opere incompiute, tante non sono state fatte, con tutto questo magna magna che succede a livello nazionale nella storia, non ovviamente negli ultimi anni, col debito pubblico che ogni giorno c'è il contatore che non gira ma corre in maniera stratosferica, davvero da cittadino italiano uno è preoccupato perché si potrebbe stare non bene, benissimo, invece la situazione è questa qui. Però sa, la Sicilia ha 22.000 forestali, noi ne abbiamo 400. Allora, siccome abbiamo capito che nessuno riuscirà a far capire che 400 sono molti di meno di 22.000 e che noi abbiamo le montagne e loro no, a questo punto diciamo assunzione di responsabilità, ognuno ha la sua autonomia. Poi ne volete prendere anche 220.000, saranno affari vostri, ma ve li pagate all'interno del vostro budget. Presidente, ma nell'eventualità che si raggiunga un numero davvero incredibile, possono farlo anche le altre regioni questa richiesta con il tempo? È costituzionale. La Costituzione italiana prevede che qualsiasi regione possa chiedere. La domanda che le faccio, in un mondo dove si dovrebbe essere uniti per avere la forza, come si dice, vecchio proverbio, l'unione fa la forza. Il separarsi non è che vada a non beneficiare il popolo italiano e a creare più problematiche? Le faccio questa domanda perché... No, perché se sostenessimo questa tesi che lei giustamente propone, dovremmo dire che la Costituzione è egoista. Dovremmo dire che la Costituzione è sperequativa, dovremmo dire che la Costituzione italiana è fatta da lazzaroni, ma non è così, perché la Costituzione invece punta all'assunzione di responsabilità. Allora, questa Costituzione, disegnata dai padri costituenti nel 1948, disegnava e pensava a un'Italia molto simile alla Germania.
Se voi leggete la Costituzione, ancora prima della modifica del titolo quinto, pensi che Einaudi nel 48 diceva ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. Allora, cosa è accaduto in Italia? Che invece di dar corso a quello che pensavano i padri costituenti quando l'hanno scritta, l'articolo 5 della Costituzione parla proprio di autonomia, l'articolo 5 originario della Costituzione, e quindi a una Germania che nasceva. Fra l'altro la Germania da un punto di vista costituzionale nasce negli stessi giorni dell'Italia. Più o meno. Ecco, più o meno. Cos'è che è accaduto qui? C'è stata una gestione centralista e quindi invece di diventare sempre più simili alla Germania il Länder, la Baviera, eccetera, siamo diventati sempre più simili alla Grecia. Atene che fa sprofondare tutta la Grecia. Allora, questo non è un problema di egoismo o di piccole parrocchie come qualcuno le vuole definire, è scritto in Costituzione. No, certo, Non c'è scritto da nessuna parte, in nessun libro, che bisogna dare tutti i poteri allo Stato centrale, ma in qualsiasi parte del mondo. Ecco, io magari se invece io dico ci fosse il governatore Zaia a Roma che facesse questo tipo di ragionamento per l'Italia e non per il Veneto, magari le cose, cioè anche chi ci dirige avrà delle responsabilità su questo andazzo, quello che è successo. Ma guardi, intanto cominciamo col dire che ci sono solo 2 regioni, perché qua parlano tutti, no? Allora, la possibilità di chiedere le 23 competenze, io mi metto nei panni dei signori e delle signore che ci stanno ascoltando e dicono: ma scusa, ma Zaia fa il referendum, ma non poteva chiedere le competenze a Roma se che metteva a manco? No, perché noi abbiamo, intanto questa possibilità di avere le 23 competenze in base alla Costituzione italiana esiste da 16 anni. Pensi che in 16 anni, nonostante qua siano tutti esperti, anche i miei colleghi di presidenti, ci sono solo 2 regioni che in 16 anni hanno chiesto competenze, il Veneto e la Lombardia, nel 2008 e nel 2007. Tutte le altre regioni non hanno mai chieste. Beh, sta bene così. Io non so se stanno bene, se si sono distratti. Allora io dico, noi le abbiamo chieste, ce le hanno rifiutate, abbiamo sollecitato, abbiamo fatto addirittura nel 2012 un altro progetto, nel 2010 io ho portato avanti un altro progetto. A questo punto andiamo, abbiamo fatto la legge referendaria, che è quella che ci porta. La Corte Costituzionale, quando ha approvato la nostra legge, ha detto al governo: basta, non rompete le scatole ai veneti, debbono andare a votare. La Corte Costituzionale dice roba giusta. Dice nella sua sentenza: il referendum del Veneto deve essere fase anteriore ed esterna alla trattativa. Cioè la Corte ci dice: prima andate a sentire i veneti e poi andate a trattare. Lo scrive la Corte Costituzionale. Certo, questo. Quindi anche tutti questi tromboni che vengono a dire Zaia butta via i soldi, poteva andare a trattare, me lo dice la Corte. E la Corte dice un'altra cosa importante nella sua sentenza, che è consultivo, quindi non delibera niente, ma è importante avere l'indicazione del popolo, indicazione che deve essere tenuta conto nella trattativa. Ma cos'è di fatto che fa la Corte? La Corte capisce che le riforme in questo paese dall'alto non le vuole fare nessuno e ha voluto rompere la diga facendole partire dal basso. Certo. Senta, governatore, qui abbiamo ragionato in maniera molto ampia dell'ipotesi A, cioè che la gente va a votare e che voti sì. E l'ipotesi B non va a votare perché il no credo sicuramente lo voteranno in molto pochi. È una sconfitta per il Veneto, per i cittadini veneti? Ma guardi, sarebbe una sconfitta per tutti noi, ma parlo da Veneto, nel senso che tu da una vita, anche lei è veneto e sa, cioè, Paroni a casa nostra, quante volte l'ha sentita questa frase? Vogliamo essere come Trento Bolzano, quante volte l'abbiamo sentita? Basta Roma. Allora, io dico, se davanti a tutti questi buoni propositi, ormai che si sono secolarizzati in Veneto, ti arriva la possibilità di andare a referendum, e sento dire ancora a qualcuno: ma tanto non cambia niente, cioè, io dico, io ci rinuncio, cioè, penso di aver fatto il mio dovere. Fra l'altro io porto avanti una legge referendaria del Consiglio, io do adempimento a una scelta del Consiglio, non è neanche mia questa proposta. Lo dico perché tutti stiano tranquilli e quindi non c'è il cappello della politica. Sarò io garante del fatto che nessuno ci metta sopra il cappello questa roba. È il referendum dei Veneti. Do adempimento a questa legge che è stata approvata nel 2014, che è stata impugnata dal governo e che è stata legittimata da una sentenza della Corte a luglio 2015, dopo un anno. Per cui se i veneti non vogliono approfittarne di andare, ma anche di andare lì a votare, no. Io dico, piuttosto che stiano a casa, e non sto facendo una ruffianata per portare a casa il quorum, perché ci vuole 50% più, ma lo dico perché quel giorno sarebbe bello vedere una chiamata di popolo e una volta per tutte, mi creda, una volta per tutte, ci contiamo. Capiamo quanti vogliono un Veneto autonomo e quanti no. Perché ogni volta che io vado a Roma,
Io alle trattative ci sono andato e sento i discorsi che fanno. A Roma ti dicono, ma chi è che vi dice a voi che i Veneti devono essere autonomi? Ma chi è che vi dice, tu cosa gli rispondi? Certo. Io te lo dico. Di questo ragionamento, governatore, che non Poi fa... scusi una cosa solo, anche qui sulla spesa del referendum costa 14 milioni di euro. Voglio ricordare che a questo governo, al governo Renzi, abbiamo chiesto 3 volte di abbinare il referendum con delle elezioni nazionali. L'abbiamo chiesto con le amministrative di primavera 2016, l'abbiamo chiesto con il referendum delle trivelle che è costato più di 300 milioni di euro, non ci hanno detto di no, e l'abbiamo chiesto con il referendum del 4 dicembre, costato 360 milioni di euro, di abbinare la nostra scheda. Ci hanno sempre detto di no. Tanto è vero che io ho fatto una segnalazione alla Corte dei Conti. Secondo lei perché? Ma perché c'era la paura di questo referendum, ma infatti hanno fatto di tutto per non farcelo fare. Scusi, siamo finiti davanti alla Corte Costituzionale, cioè non è che siamo finiti al bar a giocarsi a scopa il referendum, siamo finiti davanti alla Corte Costituzionale, cioè noi abbiamo avuto il professor Bertolissi, il professor Antonini, il professor Cacciavillani andare a difendere il nostro referendum, cioè è stata una partita. Io capisco che i veneti arrivano, come si può dire, quando c'è la messa cantata che è il referendum, ma per arrivare ad oggi voi non avete neanche, io scriverò un libro non sulla mia idea di autonomia, su come siamo arrivati a questo referendum, di tutto, dalla tessera elettorale che non può avere il timbro, altre amenità del genere. Governatore, come è arrivato? Uno dei punti nel sentire un attimino la gente è che mancheranno al voto e soprattutto i giovani, cioè i giovani, questo non è vero. Indipendentemente, nel sentito... No, glielo garantisco io, saranno presenti i giovani, molto probabilmente c'è qualcun altro in qualche altra fascia di età, magari la mia o qualcuno di più anziano, ma i ragazzi rispondono, i ragazzi sono orgogliosi al primo voto, i 18enni, di andare a dire qualcosa della loro regione. 20 anni, 22 anni, non proprio. Ma vedrà che ci vanno, vedrà che ci vanno. Io non sono preoccupato di quella fascia d'età lì. Vabbè, allora se non è preoccupato, io sentivo un po' di preoccupazione proprio in virtù dei ragazzi giovani, non dicevo 18enni, dicevo ragazzi da 25, 26 sono anni, attivissimi, 27 anni. Cioè, la fascia, gli under 30, perché sono attivissimi, ma lo sono al punto tale che c'è una produzione di pubblicità sui social media, sulla rete, su internet, che è paurosa, ma tutta con fai da te. A volte vedo degli spot che sono eccezionali a favore del referendum e non so neanche chi li abbia fatti, cioè, anzi io approfitto sempre per ringraziare tutti i ragazzi che fanno questo lavoro. Ci sono anche con delle belle grafiche, davvero molto carini. Senta, governatore, l'indipendenza a Barcellona è un po' diversa da quello che sta succedendo. No, è totalmente diversa. È diversa. Per farlo capire alla gente, noi siamo andati a intervistare un giornalista spagnolo di una televisione importante di Barcellona che ci racconta come vede l'indipendenza e quello che sta succedendo. Lo ascoltiamo e poi lo commentiamo, anche se non ha nulla a vedere con quello che succederà il referendum domenica prossima nel Veneto. Vediamolo. Hay una situación difícil en Cataluña. ¿Cómo vivos la gente de Barcelona esta situación? La verdad es que es un tema que hace muchos años que está muy latente en la sociedad catalana. Siempre ha habido un sentimiento de independencia en algunas personas, un 30, 20, 30%, pero en los últimos años ha subido muchísimo. Hay gente que por motivos de corazón, otros por motivos económicos y otros simplemente por la forma como el gobierno de España trata a los catalanes. El día 1 de octubre se quiso votar, hace muchos años que se pide votar y la reacción de España fue la policía golpeando y agrediendo a personas. Entonces, cada persona que tenía motivos diferentes, ahora ya da igual el motivo, ahora ya es todo el mundo quiere esto. Lo que se pide es que se pueda votar para saber cuánta gente quiere la independencia, pero España de momento no quiere el diálogo. Estamos en una situación un poco difícil, un poco encallada de momento. En los próximos días a ver qué sucede. Pero, ¿cuáles son los pecados del gobierno de Madrid por la gente de Barcelona? El primer pecado es lo que pasó el 1 de octubre, eso no se puede permitir. Esto no, en España hubo muchos años de franquismo, en Italia saben lo que es también, en muchos países. Eso es una dictadura y estamos en el siglo XXI. No puedes ir a golpear, a agredir a personas que no están haciendo nada más que intentar votar. Eso es lo primero, yo creo que hace que ya no haya marcha atrás. Ahora hay mucha gente que quiere la independencia y que ya siempre querrá la independencia. El pecado es no querer hablar.
Tú no puedes intentar convencer a tu hijo que no se vaya de casa pegándole. No, tienes que decirle, quédate en casa porque conmigo estarás mejor. Y el hijo dice, yo me quiero ir porque quiero vivir mi vida. Hay que encontrar un punto de solución y eso solo se hace con el diálogo, parlando. Con le povere, ha detto il governatore, è importante ovviamente con il dialogo e parlarne, e ovviamente questo lo chiedono sempre tutti, però lì la situazione è davvero difficile, una situazione dunque che può anche andare e diventare drammatica. Ma intanto spieghiamo che la partita catalana non ha nulla a che vedere con la partita veneta. E ne approfitto anche per dire, perché capita, non dico comunemente, ma capita spesso, che il termine autonomia venga utilizzato come sinonimo di indipendenza e viceversa, dai non addetti ai lavori. Allora, il referendum indipendentista è un referendum che vuole cosa? Vuole staccare un pezzo di paese, una regione, come in questo caso la Catalogna, dalla Spagna e fare in modo che con l'indipendenza la Catalogna si dichiari Stato a sé. Quindi se ne va un pezzo di Spagna con l'indipendenza. L'autonomia non prevede che se ne vada nulla, il Veneto resta in Italia, ma il Veneto vuole diventare come Trento e Bolzano che sono in Italia. Non si modificano i confini del paese, certo, ma si modificano i rapporti tra Roma e il Veneto, come accade tra Roma e Bolzano o Trento. Nulla di scandaloso. Ecco, ha fatto bene che chiarirlo, noi l'abbiamo fatto apposta per capire che le due cose sono completamente in maniera assoluta diverse. Come andrà a finire secondo lei in Spagna? Ma guarda, in Spagna c'è stata una gestione scandalosa da parte del governo di Rajoy, perché non si va a bastonare, a manganellare pensionati, persone anziane ai seggi, nonostante questo referendum ovviamente non sia stato autorizzato, cosa che invece non accade per il Veneto, che è super autorizzato. Poi spiegheremo anche a che punto è autorizzato. E quindi la gestione è stata pessima, ha ragione questo giornalista quando dice il franchismo, no? Franchismo vuol dire comunque evocare un periodo buio per la Spagna. Brutto della Spagna. Che è quello dei manganelli, che è quello delle persone che sparivano, certo, delle uccisioni, delle torture e quant'altro, della dittatura. Dall'altro c'è da dire che Rajoy ha perso una grande occasione per dimostrare di essere un leader. Cioè il leader del governo madrileno, spagnolo, poteva fare come Londra. Londra nel 2014 si è trovata la richiesta di referendum indipendentista della Scozia. Allora, la Catalogna ha 80 anni di storia indipendentista, la Scozia ne ha 300. Londra affronta la campagna, dice ok, andate al referendum, Londra fa la campagna per il no. La campagna per il no, accesa e aggressiva al punto tale che il giorno del referendum in Scozia, 300 anni di storia, accade che vince il no con il 55%. Penso che la Catalogna sarebbe stato un buon terreno di battaglia. Io ho sempre tifato ovviamente per i catalani, ma penso anche perché la democrazia, no? E quantomeno della consultazione referendaria, ma penso che Rajoy ha evitato tassativamente di fare questo. Certo. Ma senta governatore, tutti questi città o quartieri, come vuole definirli, che si vogliono staccare dallo Stato, non è che sia una cattiva gestione di tutti i politici, non solo italiani ovviamente, ma anche di altre nazioni, cioè che sia stata governata male l'Europa, che sia stato governato male determinate culture e storie dei paesi. Ma guardi, facciamo un esempio più pratico. Dalla Germania nessuno si vuole staccare, nessuno pone questioni. Perché? Perché la Germania da fine anni 40, da quando si è dotata della sua Costituzione, ha fatto una scelta federalista estrema, per cui la Baviera è quasi uno Stato nello Stato, autonomo, è certo, autonomo. Allora, invece chiediamoci qual è il problema, ma lo dicono i grandi esperti, i grandi studiosi dei processi federalisti, che il federalismo è centripeto, cioè unisce i paesi, il centralismo è centrifugo, ma del resto è la dinamica di una famiglia. Se tu sei padre e padrone, tu non ti sembra di tenere unita la famiglia, ma prima o poi i tuoi figli cresceranno, se ne andranno e quando diventerai vecchio ti lasceranno anche morire come un cane per strada. E questo è quello che sta accadendo. Se invece tu sei stato un buon padre, ti sei
sei sempre stato, come si vuole, affettuoso con i tuoi figli, li hai educati, allevati bene, hai delle speranze che i tuoi figli siano anche solidali e che comunque ci sia ancora questo effetto famiglia, anche se distante. Ma queste sono dinamiche della vita che qualcuno non ha capito, che ci devono essere anche nei paesi queste dinamiche. Infatti i paesi che vanno bene sono quelli dove c'è federalismo, autonomia. Certo, in Germania la Merkel, insomma, al di là di tutto il federalismo, Ma guardi che... stati negli stati, però dirige lei, insomma. Ma no, perché guardi che loro hanno comunque il Bundesrat, cioè la Camera dell'Autonomia, cioè in Parlamento, ma poi non so, il mio collega, che fra l'altro è stato anche mio collega ministro all'agricoltura quando io ero ministro, Seehofer, che è il governatore della Baviera, cioè il governatore della Baviera va e si confronta alla pari quando ci sono temi che riguardano la Baviera. E il problema è che oggi togliere competenze a Roma, che vive di quelle competenze e vive di burocrazia, di sprechi, eccetera, è difficile, perché abbiamo 50-60 anni di accumulo di radici e ragnatele che questi hanno fatto. Che è difficile da togliere. Detto questo, andiamo in pubblicità prima poi di trattare un altro argomento. Cosa dobbiamo dire ai Veneti per quanto riguarda domenica? Ma guarda, l'appello che faccio io è di andare a votare, di andarci, ma veramente col cuore, pensare che questo non è il referendum della politica, non è il referendum di Zaia, è il referendum di tutti noi, veneti e nuovi veneti, anche coloro che sono venuti da fuori a vivere qui. È un referendum vero, non ascoltino quei Lazzaro... hanno detto che è il referendum di Luca Zaia, smentiamo anche questo. No, ma guardi, ma questo lo si sa, cioè, certo. fra l'altro tutti i partiti sono schierati a favore, se fosse il mio referendum, molto probabilmente i miei avversari politici non si sarebbero schierati a favore. C'è qualche Lazzarone che dice che non è un referendum vero, beh allora vi spiego che quel giorno potete andare a votare dove avete i vostri seggi, nelle scuole dove si va sempre a votare, per capirci. E fra l'altro chi si fosse dimenticato è indicato nella tessera elettorale il numero del seggio. Si va con documento di riconoscimento, si troverà una cabina elettorale, un'urna, una scheda, la matita copiativa, gli scrutatori, il presidente di seggio e i militari che fanno l'ordine pubblico. Si è dimenticato dove inserire poi la scheda, c'è anche quello. I militari che faranno l'ordine pubblico e poi ovviamente nell'urna ci sarà anche lo spazio, l'apertura per inserire la scheda. Perché dico questo? Per far capire che è un'elezione vera, cioè accorgersene il giorno dopo o dopo le ore 23 di domenica è finito. Tanti dicono, scusi, mi lasci dire solo questo, poi la lascio con la sua pubblicità che giustamente aiuta. E tanti dicono, ma non si sente parlare. Vi ricordo che in Italia ormai non c'è più l'avviso con i certificati elettorali a casa quando ci sono le votazioni. Bisogna assumere informazioni dai media, e non si dica che i giornali, che voi televisioni, che le radio, che i cinema, si parla per tutto il referendum. Quindi domenica 22, dalle 7 del mattino alle 11 di sera, bisogna andare a votare. Questo è quello che posso dire. Guardi, è stato un problema prima della pubblicità, proprio lo dicevo prima della trasmissione governatore per le televisioni, presumo anche per altre testate giornalistiche, dove il Corecon, che è il controllore di tutto quello che viene fatto a livello politico, ci ha richiamato perché hanno detto avete fatto tutte trasmissioni dove c'è solo il sì. Ma sì, è vero, non c'è il no, ci sono chi non andrà, ma il no non la... Abbiamo fatto fatica a trovare il no, perché come giustamente diceva lei, credo che nessun veneto voglia nel proseguo della vita andare a vivere male, quindi credo che sì sia una cosa... Ma ci può essere anche qualcuno, e io rispetto l'idea anche di chi vuole votare no, di chi vuole astenersi. Io voterò sì, invito a votare sì, però dico, posso capirlo, però si vada a votare. Cioè glielo dicevo prima, dobbiamo contarci, perché io se vado a Roma voglio dire, guarda, allora, quanti sono i veneti aventi diritto al voto? Diciamolo, 4 milioni e 76 mila. Quanti sono i veneti fuori dal Veneto che non potranno tornare a casa? 330 mila. Quindi voi capite che per avere il 50% dei voti bisogna aver voti. 4 milioni e 6 hanno il diritto a voto, mi scusi? 4 milioni 076. Ah, 076 perché sono i bambini, insomma, quindi non possono... 4 milioni e 76 mila sono gli aventi diritto. Cioè, avevo capito 4 milioni e 700 mila. No, 4 milioni e 76 mila gli aventi diritto, dei quali 330 mila sono all'estero. Fra me e lei cosa si aspetta? No, cosa guardi, le piacerebbe? Mi dica così, dai. No, ma guarda, io non ho mai fissato una percentuale, perché vorrebbe dire intestare il referendum a me e alla politica. I veneti ci hanno servito, se i veneti decidono di andare a votare,
liberi di farlo, io ho la coscienza in pace perché ho dato un'opportunità e la storia mi sarà testimone che io ho dato un'opportunità perché abbiamo fatto una battaglia immane per riuscire a farla andare a votare, basta, si chiuderà il dossier autonomia e qualcuno ha voluto travisare le mie parole, io ho detto che poi non venga qualcuno a parlarmi di autonomia perché gli chiederò se è andato a votare. Certo. Ma non è Però una minaccia. Non è come Renzi che ha detto o così o me ne vado. No, non è una minaccia. Cioè, dico, se tu mi parli di autonomia, magari c'è il flop viene fuori che nessuno va a votare, non accadrà. E tu mi vieni a parlare il giorno dopo di autonomia, è logico che ti dico, scusa, ma sei andato a votare? È il minimo. A proposito, mi sono dimenticato di dire, verrà rilasciata una ricevuta? Che è anche bella, fra l'altro, vi sorprenderemo per una bella ricevuta. Questa nessuno ha fatto bene a ricordarlo. Sì, quindi ci sarà un'attestazione, fra l'altro nominativa, che attesta che dice il signor Luca Zaia ha votato, ci sarà scritto con il timbro e tutto, per cui uno si mette via anche la ricevuta. Perfetto. Vabbè, allora aspetteremo con ansia. Vi ricordo che noi tra l'altro domenica sera andremo in diretta dalle 23, proprio saremo collegati col Palazzo Balbi, col governatore per raccontarvi tutto dal momento cruce, dalle 11 quando vengono chiusi i seggi e da lì in poi credo che davvero sapremo abbastanza presto anche il risultato perché è solo un sì o un no. Noi comunque domenica sera... E non sera... abbiamo il voto elettronico, scusa. Esatto. Quindi con le schede stiamo veloci. Saranno veloci e noi domenica sera ci saremo in diretta dalle 23. Ora andiamo in pubblicità, poi con il governatore abbiamo tanti altri temi da trattare tra poco.